Oggi si festeggia Santa Maria Assunta, cioè l'assunzione della Vergine al cielo. Maria Assunta è un nome tipicamente italiano. La santa è la patrona dei lavoratori della seta e dei tintori. Il 15 agosto l'India celebra l'Independence Day, ovvero il giorno dell'indipendenza dagli inglesi. L'Independence Day è una vacanza e un momento di grande orgoglio nazionale. Banchi, uffici pubblici e molti negozi sono chiusi. I trasporti funzionano regolarmente, ma ci sono blocchi di traffico in vicinanza delle aree protette dove avvengono le manifestazioni della giornata, soprattutto a Delhi, capitale del paese. L'India si veste di bandiere con il tricolore, arancione, bianco e verde, e ripensa alla sua storia, ai patrioti che hanno portato alla nascita della democrazia e lottato contro i colonizzatori. 3 giorni di rock, cultura hippie ed eccessi. Il festival di Woodstock, cominciato nello stato di New York il 15 agosto del 1969, ha raccolto 500.000 di spettatori ed ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale. È stato un fenomeno sociale e di costume che ha segnato una generazione. Il clou l'ultimo giorno con il concerto del chitarrista Jimi Hendrix. La parola Ferragosto risale all'antica Roma, dove si celebravano le ferie Augusti, in onore di Cesare Augusto. Era un periodo di riposo e festeggiamenti per celebrare la fine dei lavori agricoli, essenziale dopo settimane di fatiche. Oggi questa stessa necessità di pausa e relax si riflette nelle nostre vacanze di Ferragosto. Buon Ferragosto ai 12. Oggi la Luna bisticcia un po' con Mercurio, quindi oggi sotto il Solleone parlate di meno, ma divertitevi di più. Ariete, da quando la Luna ha lasciato i vostri gradi, tutto emozionalmente sembra essere un po' più rientrato e più gestibile, e anche Mercurio vi aiuta di nuovo a comunicare con serenità. Toro, la Luna oggi è ospite nei vostri gradi, ma proprio non riesce a fare pace né con Mercurio né con Plutone. Oggi sembrate infastiditi da qualcosa che non sapete bene cosa sia. Non esagerate nelle critiche e nel manifestare malumore. Gemelli, la vostra giornata oggi vede Mercurio bisticciare con la Luna. Avete un po' di confusione in mente, forse non riuscite bene a capire il linguaggio degli altri, il che vi irrita molto visto che proprio voi siete il segno del linguaggio. Cancro, per voi la Luna è tornata amica e finalmente non bisticcia più con Giove e Venere ospiti nei vostri gradi. Di contro però oggi occorrerà comunque chiarire qualcosa con il partner, vedrete amici e passerete un meraviglioso Ferragosto. Leone, sembra proprio la vostra festa, anche se oggi la Luna, Mercurio e Plutone non vanno proprio d'accordo. Oggi non è il caso di discutere, proprio perché forse vi aspettavate qualcosa di diverso o di più, ma non vi sentite abbastanza soddisfatti. Godetevi il sole, al resto penserete un altro giorno. Vergine, per voi la Luna è in trigono dal Toro, è una Luna che rafforza molto la presenza di cui avevate bisogno a livello affettivo, quindi godetevi questo Ferragosto in love. Bilancia, la giornata di oggi presenta la buona notizia che la Luna non si oppone più ai vostri gradi e l'umore torna più sereno. Marte però dice sempre a Saturno dalla sua protesta in opposizione che non è d'accordo su alcune cose che purtroppo si devono comunque pur fare. Mercurio e Plutone vi faranno comunque accettare un dialogo diplomatico. Scorpione, la vostra giornata oggi inizia con una luna in opposizione, molto probabilmente sentite la nostalgia o la mancanza di qualcuno o di qualcosa accanto a voi. Presto però riuscirete comunque più in là, rimandando magari a stare con la persona che vi piace per adesso oggi, godetevi un po' la famiglia.
Sagittario, giornata oggi molto interessante proprio perché Giove e Venere vanno di nuovo particolarmente d'accordo. Mercurio dal Leone vi manda segnali un po' confusi, non riflettete troppo sulle cose che vi vengono dette, prendetele sempre col beneficio d'inventario. Capricorno, la vostra giornata oggi prevede una luna assolutamente amica ed è un invito proprio a mettere da parte una serie di tensioni e godere questo Ferragosto accanto alla persona che amate. Acquario, luna di quadratura oggi, e beh, siete sempre allergici un po' alle feste, al caos, alla confusione imperante, per cui oggi tenderete un pochino a isolarvi. Pesci, la vostra giornata oggi ha una luna particolarmente comunicativa e dinamica. Oggi tenderete a essere più sociali, socievoli e soprattutto a condividere la gioia di questa festa con la famiglia e con le persone che amate. Il 15 agosto del 1962, nei fumetti, fece la sua comparsa un giovane studente timido e impacciato, di nome Peter Parker. E con lui prese la vita Spider-Man, il leggendario supereroe ideato da Stan Lee per la Marvel Comics. Quel giorno segnò l'inizio di un successo travolgente negli Stati Uniti e oltre, dando vita a un'icona amata da milioni di persone in tutto il mondo. Se avete un figlio, un nipote o avete voi stessi la mia età, sicuramente conoscete questa espressione. Questa frase viene utilizzata per indicare comportamenti sbagliati all'interno di una relazione ed è nota come red flag o in italiano campanello di allarme. Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che l'intero genere umano è scomparso. Questa è la trama dell'ultimo romanzo di Guido Morselli, uno scrittore talentuoso ma misconosciuto. Nonostante i rifiuti dei critici, lui non molla e si rifugia in una casa che lui stesso ha disegnato, scrivendo senza sosta. Ma la mancanza di riconoscimento lo affligge e nel 1973, disperato, si affida alla ragazza dell'occhio nero, la sua pistola, e si toglie la vita. Solo dopo la morte le sue opere vengono rivalutate e apprezzate, dando vita al caso Morselli. La sua genialità viene finalmente riconosciuta, ma a quale costo? Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare. Sebbene certe volte potremmo non essere d'accordo, le lezioni di vita vanno accolte e noi accogliamo anche questo nuovo bellissimo giorno. Buon Ferragosto a tutti! Buona giornata dalla vostra Martina!